E allora 400.000 euro per l'ampliamento della sede della Protezione Civile a Fiume Veneto. Un minuto e mezzo, Jessica Canton, sindaco, Sì, uscente direttore. che si ricandida col centrodestra. Sì, insomma, è stata una bella soddisfazione ricevere 400.000 euro di contributo per l'ampliamento della sede della Protezione Civile di Fiume Veneto. Una richiesta che abbiamo fatto l'anno scorso. Avevamo richiesto 430.000 euro, quindi mi viene da dire che praticamente interamente corrisposti. È il contributo più alto di tutta la provincia di Pordenone e quindi anche questo ci rende orgogliosi del nostro gruppo di protezione civile e anche di quello che il nostro gruppo di protezione civile fa non soltanto per il territorio, ma fa anche per i territori limitrofi, e la regione va proprio in questo senso, cioè nel senso di dare ai comuni delle strutture che possono poi essere utilizzate anche dagli altri gruppi di protezione civile. Sarà un ampliamento che prevederà la possibilità di avere una sala di reperibilità, degli spazi esterni per esercitazioni idrauliche, quindi con le motopompe, con i gruppi elettrogeni, con una piazzola per l'elisoccorso anche notturno, e certamente anche spazi interni molto più adeguati sia per conferenze ma anche per i punti di emergenza. Un riconoscimento al lavoro quotidiano, quasi, mi viene da dire, della protezione civile, e anche uno sguardo molto lungimirante al futuro. Jessica, grazie. Jessica Canton, sindaco uscente, e si ricandida con il centrodestra sempre a Fiume Veneto. È stato